Una buona giornata, ben ritrovati in diretta da studio, prima edizione di Antenna 3 in questo martedì 9 maggio. Allora, come sempre, tanta cronaca anche oggi e poi la politica, perché si avvicinano le elezioni amministrative di domenica e lunedì prossimi e si va a votare, lo ricordo, in due capoluoghi veneti che sono Treviso e Vicenza, per cui durante la nostra diretta nuovamente parleremo delle elezioni comunali a Treviso, perché questa campagna elettorale ormai è alle battute finali. Ci saranno altri big della politica che arriveranno in città nelle prossime ore. È previsto domani l'arrivo per il Movimento 5 Stelle di Chiara Appendino, ma poi giovedì sarà la volta invece del leader del Popolo della Famiglia Adinolfi e del leader della Lega Matteo Salvini. Quindi ultime battute significative, importanti ancora con i big dopo quelli che sono stati in città nel fine settimana. Di politica parla anche il nostro sondaggio di oggi che vi proponiamo in vista di Ring questa sera in prima serata su Antenna 3, condotto dal nostro vice direttore Ferdinando Avarino. Elezione diretta del capo dello Stato, cosa ne pensate? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere invece di no 0422 1626 690. Come sempre poi l'esito del nostro sondaggio ve lo daremo nel corso di Ring. Adesso noi andiamo con la cronaca, perché sapete c'è stata in queste ultime ore una svolta nelle indagini relative all'omicidio di Antonio Costa a Fener di Alano di Piave. Intorno alla mezzanotte è stato disposto il fermo di un cittadino sudamericano gravemente indiziato di questo efferato crimine. Pare abbia anche confessato, ma questo è tutto da ufficializzare, poi sentiremo più avanti nella giornata maggiori dettagli su questo. Il crimine accaduto nella tarda serata di sabato all'esterno del bar della stazione ferroviaria di Alano Fener. È stato portato in carcere. Questa mattina dovrebbe svolgersi l'udienza di convalida del provvedimento e vedremo se il cittadino fermato riterrà appunto di parlare di fronte al magistrato oppure di rimanere in silenzio. Allora vediamo il servizio che ricostruisce la vicenda realizzato dalla redazione di Belluno. Ha tolto dalle mani il coltello che la vittima aveva con sé, che stava brandendo, e con esso l'avrebbe colpito con un solo fendente al petto, rivelatosi fatale. Svolta alle indagini sull'omicidio di Antonio Costa, il 53enne ucciso nella tarda serata di sabato all'esterno del bar della stazione ferroviaria di Alano Fener. Dalle 23:15 di ieri sera un uomo di nazionalità sudamericana si trova in stato di fermo nel carcere di Belluno perché è gravemente indiziato di omicidio. Il coltello usato per il delitto è stato recuperato e sequestrato grazie alle indicazioni fornite dallo stesso fermato. In queste ore gli inquirenti stanno valutando la posizione di un'altra persona coinvolta nella violenta colluttazione scaturita da un presunto comportamento sconveniente della vittima nei confronti di una giovane donna che in quel momento si trovava nel locale dove impazzava una festa con balli e musica latinoamericana. Una parola di troppo, la reazione delle due persone che si accompagnano alla donna e la lite iniziata nel locale e finita all'esterno nel peggiore dei modi. Io ho sempre detto non sta andare là. Il più grande amico di Antonio Costa non riesce a darsi pace per l'affetto che lo legava al 53enne, lascia nelle vicinanze del Kangur Bar il ramo di un roseto in fiore. Invano, da diverso tempo, l'uomo aveva suggerito ad Antonio di non frequentare quella zona che riteneva pericolosa. Ci sono stati altri episodi, qualcuno più grave, qualcuno meno grave. È una zona che è attenzionata dalle forze dell'ordine. E a forze dell'ordine e pubblico ministero ci sono volute 24 ore esatte di indagini serrate per ricostruire al momento parzialmente l'accaduto. Nelle prossime ore sarà fissata l'udienza di convalida del fermo e sarà conferito l'incarico per l'autopsia. Secondo il primo esame svolto dal medico legale Antonello Cirnelli, a causare la morte di Antonio Costa sarebbe stato un unico fendente sferrato in pieno petto.
Altri accertamenti saranno eseguiti sull'arma del delitto, in particolare saranno eseguite verifiche dattiloscopiche per il confronto delle impronte digitali. Come ha riferito oggi il procuratore capo di Belluno Paolo Luca, si stanno eseguendo con attenzione e scrupolo le ulteriori indagini necessarie a chiarire gli aspetti ancora oscuri della vicenda per una più completa ricomposizione dei fatti. Lo abbiamo sentito, dunque appunto lo abbiamo detto, è in stato di fermo il 46enne Pedro Dominguez, vive a Fener, vedovo peraltro da appena 1 anno e con 5 figli a carico. Come ha riferito il capo della procura di Belluno, l'omicidio di Fener spezza la catena virtuosa di una provincia che non è diversa dagli altri territori del paese. Ha detto: quello di sabato scorso è il primo delitto del genere negli ultimi 6 anni, circostanza che però non esclude che episodi cruenti possano accadere. La morte violenta di Antonio Costa ha peraltro sconvolto la sua comunità di appartenenza, la comunità di origine, quella di Spresiano nel Trevigiano, appunto da cui proveniva il 53enne. Era una figura conosciuta nel paese, anche perché mi pare vivesse sopra la ferramenta del paese, per cui sì. Lo si vedeva in giro. È il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, a sfogliare l'album dei ricordi, i suoi di ragazzo, non ancora impegnato politicamente, che con Antonio condivideva la passione dei motori. Ero un ragazzino che frequentava i locali del paese, quindi qualche chiacchierata l'abbiamo fatta. Lui aveva un enduro, adesso non ricordo che moto avesse. Io avevo fatto un incidente con la mia di moto all'epoca e avevo uno zainetto con un portacasco che alla fine, non avendo più la moto io, avevo regalato a lui. Il primo cittadino di Spresiano ignorava che anche Antonio Costa fosse stato vittima proprio della sua passione, un incidente in moto che diversi anni fa gli aveva cambiato la vita. Forse anche per questo Costa aveva deciso di allontanarsi da Spresiano per tornare a vivere nella casa dei suoi parenti ad Alano di Piave circa 7 anni fa. Nonostante tutto, il 53enne non si era arreso. Prima del lockdown aveva deciso di organizzare una festa per il suo 50° e aveva invitato il sindaco del suo paese d'origine. Mi aveva detto che appunto non era in una situazione spettacolare e poi dopo doveva fare i 50 anni, ma li faceva in tempo di Covid e quindi sono tornate le chiusure, per cui non ha più fatto la festa, però mi aveva detto se ci andavo, insomma. Inabile alla guida, Antonio Costa da Alano di Piave si spostava con un monopattino e purtroppo le sue condizioni di salute precarie erano state un ostacolo per la ricerca di un lavoro stabile. Il 53enne metteva insieme il pranzo con la cena grazie a piccoli lavoretti che svolgeva per i suoi conoscenti. Ieri la notizia della sua morte violenta ha sconvolto 2 comunità che ora attendono di potergli dare l'ultimo saluto. Ed è finita con un accoltellamento anche la lite tra vicini di sabato pomeriggio in Val Brenta, con una vittima gravemente ferita, il 64enne Maurizio Primon, che ha parlato ai nostri microfoni dall'ospedale San Bassiano di Bassano del Grappa. A 1 centimetro dalla carotide, dall'orecchio è entrata la lama, a 1 centimetro dalla carotide si è fermata, ecco, quello è. Quindi sono vivo per miracolo. È vivo per miracolo Maurizio Primon. Diverse le coltellate, ferite al braccio, al collo e all'orecchio, sferrate dal suo vicino di casa, il 69enne Carlo Bianchini, dopo una lite nel pomeriggio di sabato nel cortile di Contrada Cavai, nel comune di Val Brenta. Una coltellata quasi fatale, fermatasi a 1 solo centimetro dalla carotide. Ed è proprio dal reparto di otorino-lengoiatria dell'ospedale di Bassano del Grappa, dal letto in cui è ancora ricoverato, che arriva ai nostri microfoni la voce sopraffatta di Maurizio Primon. Mi devono fare degli accertamenti per vedere se può partire un embolo o qualcosa del genere. Ecco, quindi la situazione deve essere monitorata e purtroppo devo aspettare che continuino a farmi queste ecografie per vedere se il pericolo non sussiste. Non sarebbe quindi ancora fuori pericolo il 64enne di Val Brenta. Dalle prime ricostruzioni, i 2 dirimpettai avrebbero iniziato a bisticciare a causa dell'auto di Primon parcheggiata nella corte comune della loro abitazione in modo poco gradito da Carlo Bianchini. E sarebbe stato proprio in quel momento che l'aggressore, ora in carcere al San Pio X di Vicenza, avrebbe preso un coltello dalla sua cucina per poi scagliarsi contro il suo vicino di casa, colpendolo più volte alle spalle sotto gli occhi increduli degli altri vicini, che avrebbero tentato di aiutare il 64enne ferito al suolo. Una tragedia di vicinato, quella di sabato pomeriggio, che la vittima, Maurizio Primon, non può dimenticare. Il nostro motto,
paura mai, rispetto e coraggio sempre. E naturalmente grande sconcerto ha creato anche la tragedia che si è consumata in A27, dove nel fine settimana ha perso la vita un 67enne che procedeva contromano. Emergono, vediamo dal sito del Gazzettino, nuovi elementi, gravemente malato, e questo appunto è stato detto, ma addirittura con la patente scaduta, pare guidasse Bruno Sabadin, scaduta da qualche giorno, non era in condizioni di guidare, dice chi lo conosceva, e solo per miracolo si è evitata la strage, perché ve l'abbiamo raccontato fin da domenica pomeriggio, sono 7 le persone rimaste coinvolte in questo schianto. Andiamo a sentire. Nell'ultimo periodo non stava più tanto bene, aveva avuto dei problemi, era in cura, che io sappia, a Vittorio Veneto, da come mi diceva lui. Sì, mi chiedo sinceramente perché avesse ancora la patente, perché non mi sembrava proprio, come dire, perfettamente in grado di guidare. E che stava barcollando uscendo dalla macchina. Sabato mattina è uscito dalla macchina, barcollava, si vedeva insomma che non stava bene, che non doveva guidare. Sì, io ho visto sabato mattina e barcollava un po'. Qui in via Fermi a Treviso lo conoscevano tutti Bruno Sabadin, una vita nei locali e nel mondo della notte, morto dopo aver provocato uno schianto con altri veicoli procedendo contromano sulla 27 tra i caselli di Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord, direzione Venezia. Il 67enne, dicono anche i vicini di casa, non era nelle condizioni di guidare, la malattia lo aveva divorato fisicamente e mentalmente. Nelle ultime ore anche la conferma che la patente gli era scaduta da qualche giorno, non un dettaglio se si considera che solo per miracolo si è evitata la strage. Sabadin prima ha sfiorato una Toyota Auris con una famiglia veneziana di 5 persone a bordo, poi si è scontrato con una Passat dove viaggiavano un uomo trevigiano e una donna, tutti feriti lievi o illesi. Probabilmente Bruno da Treviso aveva preso la strada per Vittorio, convinto di doversi sottoporre a terapia, sbagliando però giorno e ora. A raccontarlo la sorella Roberta, che da mesi si era trasferita a casa dell'uomo per assisterlo. La mattina lui mi ha detto: guarda che a lunedì dobbiamo andare su a Vittorio Veneto, che sarebbe stato oggi. No, ho detto guarda che è domenica. È la stessa Roberta, ex infermiera, a raccontare una gestione sempre più difficile e la paura nel saperlo alla guida. Anche la sua compagna ha detto no, io non salgo con lui, vado col tram. Ma quando gli si diceva no, non devi fare questo, sì, e allora... Lui prendeva sulla macchina e guidava. Esatto, sì. Era sempre una brava persona, ma adesso ultimamente era fuori di testa. Con la morte di Sabadin cade ogni possibile accusa penale in attesa di capire se guidasse in stato alterato. Di certo resta anche da chiarire nel dettaglio la dinamica, ovvero se l'uomo abbia imboccato il casello contromano o se abbia effettuato un'inversione a U. Le immagini delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti. La morte che è stata così è stata terribile. Però la morte che doveva succedere, mi diceva il primario, poteva succedere non si sa quanto, può darsi fra un anno, può darsi fra 6 mesi, doveva succedere. Questa la vicenda in A27, mentre si sono verificati altri 2 incidenti in queste ultimissime ore in provincia di Treviso. C'è stato un mezzo pesante ribaltato lungo la superstrada pedemontana veneta in direzione Vicenza, all'altezza del comune di Riese Pio X. Sul posto si sono portate un'ambulanza da Castelfranco e l'elisoccorso di Treviso Emergenza appunto dal Cafoncello. Alla fine si è rilevato un ferito di media gravità, quindi per fortuna le sue condizioni non destano preoccupazione. Naturalmente ci si è adoperati per riportare sulla carreggiata il mezzo pesante che si è ribaltato e far riattivare il traffico. A Montebelluna invece, in via Feltrina Nord, sempre questa mattina c'è stato un altro veicolo uscito di strada, coinvolta una mamma col suo bimbo di 15 mesi, anche in questo caso per fortuna ferite non preoccupanti, e entrambi, mamma e piccolo, sono stati trasportati poi all'ospedale di Montebelluna.
Altro pauroso incidente stradale questa mattina, siamo nel Vicentino invece, infrazione di 2 ville, uno scontro tra un'auto e una bici ha ridotto in gravi condizioni il ciclista. Povolaro è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto rianimazione dell'ospedale San Bortolo di Vicenza un anziano ciclista vittima di un incidente stradale lungo strada Marosticana. Un impatto laterale tra la bici e un SUV Land Rover che procedevano nella stessa direzione verso Sandrigo, avvenuto alle 8:20 nei pressi del cavalcaferrovia della frazione di 2 ville. Le dinamiche dell'incidente sono al vaglio degli agenti della Polizia Locale Nord-Est Vicentino, intervenuti con i soccorsi del SUEM. Il personale sanitario, giunto con un'auto medica e un'ambulanza, hanno stabilizzato l'anziano e, vista la gravità dei traumi riportati, lo hanno trasportato in codice rosso al pronto soccorso. A Padova ora, perché la Procura della Repubblica ha aperto un'inchiesta per far luce sul pestaggio di un sedicenne padovano operato alla testa dopo aver partecipato a una festa studentesca in discoteca. I carabinieri stanno ascoltando gli amici e i genitori del sedicenne pestato sabato notte dopo aver partecipato ad una festa studentesca nella discoteca Storia di Santa Giustina in Colle. La Procura e il Tribunale dei Minori di Venezia hanno aperto un'inchiesta per lesioni gravissime. In queste ore si stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al locale che i gestori hanno già consegnato ai carabinieri. All'interno della discoteca erano presenti anche 12 vigilantes proprio per monitorare l'andamento della serata, una festa studentesca a cui partecipavano quasi 900 ragazzi. I carabinieri potrebbero acquisire anche i cellulari dei giovani, visto che durante la serata anche altri 2 ragazzi sono rimasti leggermente feriti e sono stati medicati sul posto. Il sedicenne, che abita nella provincia di Padova, era rientrato a casa accompagnato da un amico e intorno alle 4 di notte si è sentito male. Aveva vistose contusioni al volto. Il padre lo ha portato in ospedale, dove è stato operato per una frattura cranica e per ridurre un ematoma cerebrale. Il ragazzo, ricoverato ora nel reparto di neurochirurgia, si sta riprendendo, si è svegliato e ha detto di non ricordare nulla della serata in discoteca. Il papà è stato sentito dai carabinieri di Campo San Piero. Per individuare gli autori del pestaggio sarà fondamentale capire dove e quando è avvenuta la rissa, se all'esterno o all'interno della discoteca. Ora una notizia battuta poco fa dalle agenzie che rimanda alla giornata di oggi, in cui si celebra la giornata dedicata alle vittime del terrorismo. Oggi 9 maggio, naturalmente una data impressa nella memoria di molti, ricorrono i 45 anni oggi dalla morte di Aldo Moro, dal ritrovamento del cadavere di Aldo Moro. E dunque, strage di Bologna invece, l'Università di Verona ha deciso di dedicare un'aula a uno studente vittima di quella strage del 2 agosto del 1980. Davide Caprioli, studente dell'Università proprio degli Studi di Verona, era iscritto a Economia e Commercio e in sua memoria appunto verrà intitolata l'aula T5 del Polo Zanotto in una cerimonia che si terrà venerdì 12 maggio. Appunto era doveroso ricordare oggi la giornata dedicata alle vittime del terrorismo. La questura di Udine invece ha emesso i primi DASPO dopo l'invasione di campo e gli scontri al termine di Udinese-Napoli. Le misure sono molto severe. Un tifoso di 35 anni di Palmanova, arrestato in flagranza differita per rissa e invasione, recidivo al DASPO, è stato allontanato per 10 anni, di cui 4 con obbligo di firma. Un altro della stessa età di Gruaro, nel Veneziano, ma domiciliato a Sesto e a Reghena, è stato invece allontanato per 8 anni, di cui 3 con l'obbligo di firma. Gli altri 3 DASPO prevedono soltanto l'allontanamento da stadi e palasport. Intanto in tribunale a Udine è stato convalidato l'arresto dei 2 ultras trattenuti da sabato nelle celle di sicurezza della questura. In merito infine alla posizione dell'unico tifoso napoletano, le autorità intendono chiarire innanzitutto come abbia fatto a entrare allo stadio eludendo la sorveglianza, dal momento che si tratta di una persona che già in precedenza era sottoposta al DASPO e quindi al divieto di avvicinamento a impianti e manifestazioni sportive. Torniamo sulla truffa del bonus facciate, che sta avendo molti capitoli, in particolare l'inchiesta della Guardia di Finanza di Treviso che ruota attorno a un noto commercialista della provincia. Sono stati sequestrati in totale 93 milioni di euro, gli ultimi 8 fanno riferimento a un imprenditore padovano.
Lui ha effettivamente aperto ad agosto del 2020 un'attività di tinteggiatura di opere edili minime, però la cosa molto strana è che nel giro di pochissimi mesi, stiamo parlando di neanche un anno, e senza dipendenti, è riuscito, come dire, o meglio ha attestato di aver eseguito lavori per circa 4 milioni di euro. Quindi sfido chiunque con una organizzazione aziendale così minima a effettuare questi tipi di lavori. Si chiama indice di rischio l'alert che permette alla Guardia di Finanza di monitorare le situazioni sospette e in questo caso l'indice era elevatissimo. Lo scenario è quello del bonus facciate con truffa annessa. Crediti fiscali monetizzati per lavori mai eseguiti, scovato un altro imprenditore che usufruiva della rete del 70enne commercialista di Ponte di Piave sotto inchiesta nell'indagine che finora ha permesso di individuare 20 persone coinvolte nella frode su bonus facciate ed ecobonus e permesso di sequestrare 85 milioni di euro. L'ultimo caso è quello di un 68enne sedicente imprenditore edile padovano, al quale i finanziari hanno sottratto 8 milioni di euro di crediti d'imposta e circa 500.000 euro fra somme di denaro, immobili, macchine, moto e quote societarie. Anche lui ha falsamente dichiarato di aver eseguito dei lavori su delle facciate, cosa ovviamente mai fatta. Ha persino dichiarato di avere la disponibilità di un immobile, quindi come committente, come privato, cosa assolutamente falsa, perché lui non aveva la disponibilità di quell'immobile e quindi ha generato tutta una serie di crediti o si è fatto dare da altre persone che avevano a loro volta fatto risultare la sussistenza di questi crediti, quindi si è fatto dare questi crediti, li ha fatti circolare nel sistema economico e in parte li ha anche monetizzati presso gli intermediari finanziari. Nel complesso quindi finora sono stati assicurati al patrimonio pubblico oltre 93 milioni di euro tra crediti fiscali, disponibilità finanziarie, case, macchine, azioni societarie e altri beni illecitamente acquisiti. I reati per cui si procede riguardano l'ipotesi di truffa e indebite percezioni danni dello Stato, ma anche riciclaggio e reimpiego in attività economiche dei proventi illeciti. Questa condotta è stata particolarmente grave perché ha recato un danno importante al fisco e all'erario in generale, sia consentito a lui, a questa persona e anche agli altri indagati di avere dei vantaggi competitivi rispetto agli imprenditori onesti che seguono le regole. Andiamo a Padova adesso perché dovremo essere collegati in diretta col collega Francesco Rattai che per noi è a Veggiano dove vandali hanno preso di mira un impianto sportivo e l'amministrazione comunale ha cercato di correre ai ripari. A te la linea Francesco e buongiorno. Buongiorno da Veggiano, quello che vedete alle mie spalle è il campo di calcio a 5 comunale dell'amministrazione locale di Veggiano. È un campo che è sotto l'attacco di vandali, dei ragazzi che si ritrovano qui la sera perché questo campo fino all'altro giorno era aperto a tutti e lo vandalizzano. Le porte che vedete sono state semplicemente appoggiate perché sono state addirittura sbullonate e appoggiate per terra. Qua è stata messa una recinzione ulteriore perché i ragazzi, lo vedete, tiravano su la rete e la rompevano. Questo era un campo che c'è da parecchi anni a Veggiano, è stato ristrutturato 5 anni fa con questo manto erboso che viene anch'esso danneggiato perché i ragazzi con dei taglierini lo distruggono. Con me c'è l'assessore al sociale e al bilancio Anna Lazzarin che insieme al sindaco ha preso la decisione di appunto chiuderlo. È un vostro dispiacere per l'amministrazione, un fallimento? È un fallimento perché purtroppo questi vandali sono i nostri ragazzi e i loro amici che da fuori Veggiano vengono qua per tirare 4 calci. Dall'inizio, da quando siamo in amministrazione, quindi circa un anno fa, avevamo visto che c'erano delle problematiche, avevano iniziato a rovinare la rete con i taglierini, a intagliare questo tappeto in erba sintetica che ha avuto un costo importante anni fa, circa di 20.000 euro per il restauro. Alla fine abbiamo detto basta quando abbiamo trovato le porte completamente divelte. Abbiamo detto basta perché bisogna dare una lezione a questi ragazzi. Abbiamo fatto un regolamento, abbiamo cercato di avvicinarli e di parlargli, però nostro malgrado
la soluzione in questo momento è questa. Adesso cercheremo di ristrutturarlo per quello che sarà possibile con le nostre risorse limitate come quelle di tutti i comuni e poi si rivaluterà la riapertura ma solamente sotto stretta sorveglianza. Ecco, ricordiamo che l'area è anche videosorvegliata, quindi le forze dell'ordine sono già in moto per cercare di capire chi è l'artefice di questi vandalismi. Resta però l'amarezza per questi ragazzi che si sfogano invece che calciare il pallone calciando le porte. Sì, è questa la cosa che più ci rattrista. Poi l'amministrazione, questa qui nuova del sindaco Zordan, ci sono anche assessori veramente giovani che hanno una grande voglia di spendersi per il paese e questo risultato finora ci ha tanto rattristato. Adesso cercheremo di fare anche delle operazioni di sensibilizzazione per l'amore al bene comune, alle cose comuni, perché noi non vogliamo che i ragazzi di Veggiano siano spacciati come vandali, noi vorremmo che i ragazzi di Veggiano si dimostrino quei bravi ragazzi che in realtà sono, ma che fanno fatica a dimostrarlo e scadono in questi gesti veramente vergognosi. Ecco, sperando che si arrivi a una soluzione soprattutto per questi ragazzi che possano ritrovare il loro campetto da calcio e che però imparino anche a trattarlo come si deve, come bene pubblico di cui siamo tutti tutelari. Restituisco la linea da Veggiano. Grazie a Francesco Ratai, grazie al sindaco. Adesso continuiamo a parlare di una ragazza giovanissima, di ragazzini ancora, perché a rubare vestiti da un negozio del centro, siamo a Vicenza, è stata una ladra minorenne. Intervenuta una pattuglia delle volanti ieri pomeriggio in un negozio di abbigliamento del centro a seguito del furto di 2 capi di vestiario commesso da 2 ragazzine. Una delle 2 è stata individuata, accompagnata in questura e successivamente riaffidata ai familiari che dovranno pagare eventuali risarcimenti al titolare del negozio. Al termine degli atti di polizia giudiziaria la merce sottratta è stata restituita ai legittimi proprietari. Allora adesso, in attesa di collegarci con altri colleghi di Media Nord-Est che sono nel territorio, vi do al volo una notizia di cultura e spettacolo. In realtà siamo sui profili social di Caterina Murino, perché l'attrice è stata scelta come madrina dell'80ª Mostra del Cinema di Venezia e quindi condurrà le serate di apertura e chiusura, lo vedete, della Mostra del Cinema, questo alla fine dell'estate a Venezia. L'attrice ha parlato di immenso onore e grande responsabilità per questa investitura e soprattutto probabilmente anche perché si tratta dell'80ª edizione, quindi anche un'edizione particolarmente significativa per la data, l'anniversario che porta con sé. Caterina Murino dunque madrina del Festival del Cinema, della Mostra del Cinema di Venezia. Adesso noi lasciamo un attimo la cronaca e parliamo di salute e sanità con l'allarme che hanno lanciato i farmacisti padovani perché mancano antibiotici a base di amoxicillina, quelli che curano, per capirsi, la scarlattina, di cui ci sono stati moltissimi casi dopo il Covid e che è dunque ricomparsa in particolare nel padovano in maniera prepotente tra i bambini. Sentiamo. Negli ultimi 15 giorni che ho fatto il turno in un'altra farmacia c'è stata tutta una serie di telefonate ogni giorno e di migrazioni da parte di queste mamme da farmacia a farmacia per poter trovare o il Nurofen o l'amoxicillina, cosa che al momento solo chi aveva qualche scorta poteva esaurire, però anche per le farmacie che hanno la scorta, questa scorta diminuisce. Mentre scarlatina e streptococco sono tornati prepotentemente tra i bambini, quasi 300 casi registrati in provincia di Padova, in farmacia scarseggiano i medicinali per curarli. L'amoxicillina è mancante, i generici se ne trovano pochi, lo Zimox non lo fanno più. I pediatri stessi non consigliano la sostituzione dell'amoxicillina con l'Augmentin, che ha una composizione leggermente differente e secondo loro non produce gli stessi benefici che può fare l'amoxicillina da sola, per cui diventa un problema la gestione della scarlattina. Ma a mancare anche il comune ibuprofene oppure farmaci antiepilettici. La causa di questa scarsità
necessità, spiega il dottor Cirilli, dipende anche dalla guerra. Gli stati produttori di principi attivi, che sono l'India e la Cina, hanno avuto problemi nel poter fare, diciamo, una gestione a livello globale, perché ormai tutti si rivolgono a questi stati per la produzione della materia prima. Poi per il resto, se mancano i tappi o manca l'alluminio per i blisters, questo è un altro fatto. Però secondo me si potrebbe anche rivedere quello che è il discorso dei prezzi, perché tante volte, specialmente qua in Italia, i prezzi di farmaci molto bassi vengono venduti in altri paesi stranieri dove il prezzo di riferimento è molto più alto. Molto dipende anche dal costo dei farmaci. Nella fattispecie lo Zimox, un antibiotico con il principio attivo dell'amoxicillina, ha un costo troppo basso e l'azienda ha smesso la produzione. Lo Zimox ha un prezzo troppo basso, per cui l'azienda produttrice rinuncia all'autorizzazione all'immissione in commercio e il farmaco non si trova più. Nel frattempo sapete che proprio nelle scorse ore l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha decretato la fine dell'emergenza Covid, una pandemia che ha cambiato il mondo ma dalla quale è necessario imparare una lezione, così ci ha detto il professor Giorgio Palù, ora presidente di AIFA. Dopo 3 anni circa il virus non è più nuovo, è molto mutato ma ormai lo conosciamo tutti, quindi con quasi 15 miliardi di dosi di vaccino, circa 5 miliardi di persone vaccinate. Quasi tutto, il 90% si stima abbia avuto un'infezione naturale, quindi il nostro sistema immunitario ormai riconosce questo che era un virus totalmente nuovo. Giusto dichiarare la fine della pandemia, secondo Giorgio Palù, virologo di fama internazionale e presidente dell'AIFA, anche se questo non significa che tutto sia finito. Bisogna continuare a proteggere i più fragili, a partire dagli anziani con la mascherina, nelle RSA e nei reparti e la vaccinazione. Quello che abbiamo imparato è che se dovremmo fare un richiamo lo faremo a fine anno, magari a livello autunnale, con l'influenza, quindi stagionale. Ecco, quello che invece sappiamo è che i più fragili, soprattutto gli immunodepressi, e gli anziani sono immunodepressi a livello fisiologico, per questi sappiamo che il richiamo può essere anche più frequente. Dopo 3 anni nei quali il mondo è cambiato, siamo probabilmente tutti consapevoli che possa ricapitare con un altro virus. Diciamo che c'è già un'altra pandemia, non da virus, è una pandemia latente, ma che dovremmo riconoscere, la pandemia, per esempio, causata da infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici. Pensi che ci sono già 5 milioni di morti per infezioni batteriche resistenti a tutti gli antibiotici, e ne abbiamo nei nostri ospedali. E si stima che nel 2050 ci saranno quasi 20 milioni di morti per queste infezioni. L'industria farmaceutica, continua Palù, non ha più sviluppato antibiotici dagli anni 90 perché non gratificano dal punto di vista economico, e batteri hanno sviluppato resistenza anche perché gli antibiotici vengono utilizzati negli animali ed entrano nella catena alimentare. E poi aspettiamoci, se abbiamo imparato qualcosa, andiamo a scovare questi virus nell'interfaccia uomo-animale-ambiente dove si stanno sviluppando. Stiamo cambiando il pianeta, delle nicchie ambientali. Ecco che abbiamo visto che quasi tutte le ultime epidemie o pandemie ci vengono dal mondo animale. E Giustina Mistrello Destro è invece il nuovo presidente della Fondazione per la ricerca biomedica avanzata, l'istituto nato per sostenere l'attività dell'Istituto Veneto di Medicina Molecolare, il VIM, polo di eccellenza a livello nazionale e internazionale per la ricerca in biologia cellulare e molecolare, con 230 ricercatori da tutto il mondo impegnati nel trasferire in ambito clinico l'attività scientifica. La Destro, già sindaco di Padova dal 99 al 2004, deputata della Repubblica Italiana dal 2006 al 2013, oltre che prima donna a entrare nella giunta di Confindustria a Padova, è stata tra i fondatori del VIM, di cui dal 2017 era vicepresidente. È un grande privilegio, dice, assumere questo incarico che intendo onorare con il massimo impegno per portare sempre più in alto e sempre più a conoscenza di tutti la ricerca d'eccellenza che portiamo avanti al VIM, ha sottolineato Giustina Destro.
E intanto invece sono quasi 700 le fratture del femore da fragilità curate dall'azienda ospedale Università di Padova. Spesso il problema si ripresenta con disagi per i pazienti, di solito grandi anziani. Per questo è nato un gruppo multidisciplinare per il trattamento. Dolorose e invalidanti per il paziente e la famiglia, costose per il sistema sanitario nazionale. È un problema in costante aumento quello delle fratture del femore da fragilità. Solo a Padova l'azienda ospedaliera ha trattato 673 casi nel 2021 in soggetti con età media di 82 anni. Per questo il Centro Regionale Osteoporosi, con sede a Padova all'interno della Clinica Medica Prima, ha attivato un gruppo di lavoro multidisciplinare, unico in Veneto, con l'obiettivo di evitare che, come spesso accade, a una prima frattura del femore ne segua una seconda. L'obiettivo è trattare il soggetto già fratturato, quindi non possiamo chiamarla proprio prevenzione se non prevenzione secondaria, prevenire la rifrattura, perché la prima purtroppo c'è già stata, e prevenire la disabilità da rifrattura, la mortalità da rifrattura, il ricovero e quant'altro possa poi accadere. La maggior parte dei pazienti arriva in ospedale con frattura del femore, ma non in trattamento per l'osteoporosi. I pazienti dimessi dopo il ricovero e seguiti dalla FLS escono con terapia farmacologica calibrata e supplementi di vitamina D. Una malattia conosciuta e trattata, l'osteoporosi, da cui deriva la fragilità delle ossa dello scheletro, che non riguarda solo le donne. Nel percepito generale è solo pazienti donne, nella realtà vera per ogni frattura di femore dell'uomo ce ne sono 3 della donna. Si pensa invece che l'uomo sia esente da questa patologia, invece 1/3 delle fratture di femore e delle fratture della fragilità in generale è appannaggio del sesso maschile, che purtroppo viene poco raggiunto da questo tipo di comunicazione. A lezioni di primo soccorso invece anche bambini, siamo alla palestra delle scuole Mantegna di Treviso, bimbi e adolescenti hanno imparato come agire per soccorrere una persona in arresto cardiaco, competenze fondamentali nel caso siano affidati magari a un nonno che può essere colto da un malore. Vediamo. Adesso ricomincia a colpire le torace. Abbiamo ricominciato. No, dovete continuare per 2 minuti o almeno che fino a quando il defibrillatore ti dà una comunicazione. Continuate a fare le compressioni, sempre con un certo ritmo, come ti ho detto prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nel frattempo, se vi stancate vi date il cambio. Il primo soccorso è insegnato ai bambini che, guidati al telefono da un operatore del 118, eseguono il massaggio cardiaco ad una persona colta da arresto ed intervengono con il defibrillatore. La simulazione nella palestra delle scuole Mantegna a Treviso è stata organizzata dal Comitato Italia Arti Marziali Tradizionali con il SUEM 118. Grazie all'utilizzo di manichini e defibrillatori simulatori ideati per i bimbi, è stato insegnato ai giovanissimi come riconoscere ed intervenire in caso di arresto cardiaco. Il ritmo della musica a segnare il ritmo delle pressioni sul cuore. Un'esperienza che ha consentito ai bambini, nonostante la giovane età, di apprendere informazioni fondamentali per salvare una vita. Hanno fatto questa lezione frontale con uno dei nostri infermieri che ha spiegato come si riconosce un arresto cardiaco, ha spiegato come si fa una telefonata al 118, hanno provato i ragazzi stessi a fare una telefonata al 118 simulando che un loro compagno avesse avuto un malore e hanno ascoltato le indicazioni che l'operatore del 118 dava loro al telefono. Importante in queste situazioni mantenere la calma. Da oggi abbiamo dato un segnale molto importante, soprattutto ai giovani, che debbono iniziare a imparare già a salvare una vita umana. Oltre a questo è chiaro che le arti marziali aiutano anche ad avere una conoscenza di se stessi, riuscire a controllare, l'ansia, la paura, attraverso le tecniche di respirazione che poi verranno spiegate.
Davvero un'iniziativa importante questa. Noi tra poco andiamo in pubblicità per qualche minuto, prima però vi ricordo quello che è il sondaggio che vi abbiamo lanciato in questa giornata in vista di Ring questa sera dalle 21:15, e cioè elezione diretta del Capo dello Stato. Cosa ne pensate? Siete favorevoli o contrari? Allora per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690, continuate come sempre a chiamarci e poi vedremo qual è la vostra opinione nel corso di Ring. Adesso ci fermiamo per qualche minuto, ma torneremo tra pochissimo. Eccoci di nuovo in diretta da studio con la prima edizione di Antenna 3. Allora, tra poco apriremo la pagina sulla politica, diciamo che possiamo cominciare subito dal vedere come è andato il confronto tra candidati ieri sera a Ring, i 5 sfidanti di Treviso per le elezioni amministrative di domenica e lunedì, che si sono confrontati e anche a tratti scontrati su molti temi. In particolare andiamo a sentire la loro visione su quella che è la sicurezza in città in questo estratto della trasmissione come sempre condotta dal nostro vice direttore Avarino. Vediamo. C'è un problema di sicurezza a Treviso? Se sì, perché e in cosa? Certo che c'è un problema di sicurezza. Uno dei fattori che emerge proprio parlando con la gente è forse il primo insieme alla sanità. Il fattore sicurezza e il fattore degrado. La gente si lamenta molto perché è preoccupata, c'è uno stato di cose che inficia la vita serena dei trevigiani, c'è spaccio a cielo aperto, ci sono furti in grande frequenza, ci sono percezioni di pericolo nell'andare in centro il sabato pomeriggio, per cui molti non ci vanno. Abbiamo 173 persone che da un mese a questa parte sono sempre in strada, e quello che emerge come primo problema è quello dell'insicurezza e del degrado. Quindi Conte può raccontare quello che vuole, io non faccio altro che riportare il feeling che si ottiene parlando con la gente. Credo che sia arrivato qualche consiglio da parte di qualche esperto di comunicazione ai candidati, perché in occasione del primo dibattito con il Gazzettino il tema sicurezza non esisteva. Abbiamo esordito tutti e 5 dicendo: Treviso è una città sicura, bella, pulita, certamente si può fare di più. Oggi sono cambiate le cose, siamo tornati a un vecchio posto del candidato Denardi che aveva descritto Treviso come Caracas. Per la prima volta il tema sicurezza non è un tema da campagna elettorale. Sbaglio o sto dicendo qualcosa di nuovo? Adesso probabilmente è arrivata qualche sollecitazione degli esperti della comunicazione, ma insomma sono strategie che lascio. No, ma vi faccio dibattere, diciamo, non c'è da dibattere. Allora, i dati ufficiali della prefettura, non del sindaco, della prefettura e della questura, dicono che Treviso resta saldamente tra le città più sicure d'Italia. Detto questo, dobbiamo lavorare sulla percezione. È vero che il sindaco Conte 5 anni fa ha vinto in qualche modo anche cavalcando una percezione di insicurezza che c'era in città. Io oggi non voglio fare la stessa cosa, io voglio provare a lavorare coi dati. Allora, rispetto alla sicurezza, vedo, non so come dire, due temi, cioè non voglio parlare di percezione, vedo due temi. Un tema nei quartieri che non va a essere un tema di percezione, è un tema di piccoli interventi. Io questa mattina sono stato in Viale Francia c'è da tempo la richiesta di installazione della telecamera, c'è una richiesta di installazione a Canizzano, questa è la, chiamiamola così, sicurezza nei quartieri, dove però se veramente noi andiamo a parlare molto spesso sono le stesse persone che vivono nei quartieri, penso San Liberale, San Paolo, i quartieri che hanno a volte delle nomee del tutto ingiustificate, che ci chiedono: cercate di parlare bene dei nostri quartieri. In centro città c'è una latente percezione di insicurezza, mentre nei quartieri il discorso è ben diverso e c'è un degrado e un'insicurezza che invece è marcatamente si misura e si percepisce marcatamente andando nelle piazze a parlare con le persone. A cosa è dovuto? Secondo me è dovuto a un progressivo non governo dell'integrazione in città. C'è l'amalgama della cittadinanza e della comunità trevigiana in questi anni non è stata governata al meglio e quindi... Stranieri? Lei sta parlando di stranieri?
diverse comunità che non si amalgamano bene, sì. Bisogna distinguere la criminalità, insicurezza in termini di criminalità e sicurezza in termini di disagio, soprattutto giovanile, naturalmente. In termini di criminalità chiaramente è compito della Questura dei Carabinieri. In termini di disagio è compito del Comune e dell'ULSS, e questo come istituzioni. Ma io vorrei aprire un attimino il campo del volontariato. Quindi la proposta mia è quello di dare vigore nuovamente, favorirle anche nel senso economico queste associazioni di volontariato. Fin qui quindi il confronto al ring tra i candidati a sindaco del Comune di Treviso, li avete sentiti. Allora io saluto e ringrazio gli ospiti che sono in corsa proprio per le elezioni comunali di Treviso per un posto in consiglio. Fabio Pezzato, eccolo qui in studio, rappresentante di Azione Italia Viva e Futura. Grazie buongiorno. dell'invito, grazie, buongiorno. Grazie a lei per la disponibilità. Collegati vedo Stefano Mandelli di Unione Popolare. Buongiorno Stefano, ben ritrovato. Buongiorno a tutte e a tutti. E Davide Acampora della lista Con Te o Conte, insomma, a seconda di come uno la vuole leggere, no? Perché quello è il gioco di parole. Buongiorno Acampora. Buongiorno a tutti voi, grazie per l'invito. Allora, prima di chiedere anche a voi cosa ne pensate del tema sicurezza, vedo tra l'altro che oggi è intervenuto il candidato sindaco del centrosinistra De Nardi su questo tema insieme al segretario cittadino Giovanni Tonella. Andiamo subito in diretta a proposito di sicurezza urbana, contesto un po' diverso da quello di Treviso naturalmente. Siamo a Mestre dal collega Filippo Fois perché c'è una categoria nel mirino, lo abbiamo visto dai fatti di cronaca di queste ultimissime ore, che è quella dei tassisti. È vero Filippo? Buongiorno. Esatto Lina, buongiorno a te, buongiorno a tutti i telespettatori di Antenna 3 e ai tuoi ospiti. C'è un grosso problema di sicurezza che coinvolge anche i tassisti, i quali d'altro canto sono 24 ore su 24 sulla strada a contatto con quella che diventa la realtà sociale di questa città. Non solamente a Mestre, noi in questo momento ci troviamo di fronte alla stazione ferroviaria di Mestre, che è uno dei punti caldi tristemente noto della malavita in questa città, ma anche a Piazzale Roma, vale a dire il terminal delle automobili di Venezia, che ultimamente è diventato poco frequentabile. I miei due ospiti ve li presento subito, sono Gabriele Stevanato, che è rappresentante di categoria per la CGA, e Francesco Palermo per la CNA. Ultimamente, nelle ultime ore, ci sono stati due fatti di cronaca molto gravi: l'aggressione di un autista in maniera di un tassista in maniera molto gratuita, tra l'altro senza il motivo, a Piazzale Roma, è stato preso a calci; il furto invece di del portafoglio qui a Mestre di un altro tassista. Che cosa sta succedendo in questa città, Stevanato? Purtroppo io vedo che negli ultimi anni, negli ultimi 7-8 anni, diventa sempre peggio. Per qualsiasi cosa, purtroppo non solo nel nostro lavoro, vediamo che ci sono intolleranze, delinquenza, in generale sono sempre più grandi e non ci sono dei presidi sicuri, continui. Forse qui in stazione è l'unico posto dove abbiamo il supporto della Polfer, che spesso intervengono, però ad esempio nel nostro caso, quando ti monta qualcuno e non possiamo rifiutare il servizio e ti dice portami da un'altra parte, quando arrivano là siamo in balia delle persone, specialmente quando sono in 2 e 3, e per non parlare poi delle donne che stanno facendo il lavoro e sono diventate molto più numerose, anzi è anche una bella immagine per la categoria, perché sappiamo che la donna la gentilezza c'è in più, però le comprendiamo, diventa veramente pericoloso per loro, più che per noi. Ne abbiamo sentite veramente di tutti i colori. Palermo, per esempio, che ne so, che addirittura si è parlato di spacciatori che prendono il taxi perché dice così ho la certezza che non mi fermano per un controllo e arrivo più facilmente a destinazione. Sì, prendono il taxi perché si sentono meno controllati e meno controllabili. Noi sappiamo quello che potenzialmente stanno facendo, perché ci chiedono di attenderli un attimino, si allontanano, non li vediamo, dopo un po' ritornano e ci chiedono di andare a destinazione. Sappiamo o presumiamo quello che fanno, non possiamo averne certezza ovviamente, perché con noi non si sbottona. Certo è da dire anche che diventa anche improponibile quando si presentano con la carta di credito o con la carta del credito di cittadinanza e chiedono magari che venga convertito in denaro, magari noi ci rifiutiamo costantemente, ma è sempre più frequente
sicuramente questa situazione qua. Anche perché c'è poi molta aggressività. Sì, molta aggressività, soprattutto quando noi cerchiamo di far valere i nostri diritti o del pagamento della corsa, oppure magari di non andare in determinati posti perché magari non possiamo andare. Là subentra il rischio anche di percorso, quantomeno del litigio. Certo. Le percosse possono scapparci, ci è detto poi anche che un tassista a un certo punto si fa due conti, cioè per una corsa forse non vale la pena di rimetterci in salute. Tra l'altro c'è questo problema di criminalità, Mestre. Prima parlavamo anche di un altro problema che c'è a Piazzale Roma, vale a dire quando arrivano i tour di addio al celibato, dopo un pomeriggio di bagordi vogliono prendere il tassì. Questo è un problema, perché sappiamo quando uno è onnubilato dai fumi dell'alcol non ragiona, e delle volte gestirli non è facile, soprattutto se sono in gruppo. Se sono in gruppo è difficile gestire. Prima l'ha detto anche Palermo, c'è una nuova truffa tra virgolette che è quella di questa carta di credito, che in realtà non è una carta di credito. No, con le carte di credito ne abbiamo viste di tutti i colori. Allora la carta non funziona, mettono in dubbio che sia, e purtroppo delle volte è vero anche, che sia un problema della banca, però non hanno i soldi. A me, che ormai ce l'ho da 20 anni, la carta di credito, è successo una settimana fa per la prima volta che una signora a cui non era funzionato mi abbia fatto un bonifico, ma il resto delle volte anche persone normalissime poi si dimentica, perché i 15 euro, i 10 euro è una cifra, per loro non è niente, però noi lo subiamo. E poi c'è chi lo fa di proposito, arriva con la carta, scarica, o non è sua perché poi non si può verificare e non è facile, noi perdiamo i soldi della corsa in quel caso. Senta, l'ultima domanda la faccio a lei, Palermo, due gliele faccio. È capitato che qualcuno abbia detto no, in quella zona non ci voglio andare perché si sa che comunque ci sono guai in vista? Può capitare di arrivare a pensare a rispondere a una determinata chiamata, oppure a portare un determinato cliente in determinate zone, perché è successo di essere stati magari aggrediti o verbalmente o fisicamente, e quindi c'è la titubanza, soprattutto per il comparto femminile. Tra l'altro quello che noi sappiamo di aggressioni o comunque di minacce varie è solamente una piccola parte, perché c'è una parte di tassisti, io credo che oramai non denuncia neanche più. Sì, assolutamente, perché tante volte si mette sul piatto della bilancia il tempo che si può perdere per far valere i propri diritti per una determinata corsa, che può essere 10, 20, ma anche fossero 50 euro, e il tempo che si perde per la denuncia, per identificare, per lasciare tutti i nominativi identificativi, queste cose qua. E il più delle volte si lascia stare perché non è conveniente per l'attività, insomma, ecco. Come vedete è una situazione molto difficile che rispecchia poi quella che purtroppo è in questo momento è la situazione attuale. Noi ringraziamo Francesco Palermo della CNA, Gabriele Stevanato della CGA, entrambi rappresentanti dei tassisti, e Lina, ti restituiamo la linea da Mestre. Grazie Filippo, grazie ai tuoi ospiti. Allora Mestre, scenario decisamente differente da Treviso, Pezzato, però naturalmente abbiamo sentito anche al confronto tra candidati di ieri sera che questo tema sicurezza tiene banco. C'è effettivamente una questione sicurezza a Treviso, riguarda magari solo delle zone limitate, come la vede? Guardi, allora, innanzitutto parto da una premessa. Ecco, Treviso come storia, Treviso è una bella città, non è mai in passato, non era sicuramente insicura, oggi non è insicura, e mi auguro che un domani riesca a mantenere questo stesso livello. Cioè, allora, è una città, una piccola città, è poco più, è un grande paesotto, diciamo così, quindi non ha tutte quelle difficoltà o quelle caratteristiche tipiche delle grandi città. E ha anche la fortuna di avere un tessuto sociale, un tessuto che tiene, un tessuto economico, il tessuto che ancora, essendo comunque raccolta la città, hai quando ci sono delle situazioni, situazioni che possono essere critiche, ecco, che magari gli stessi abitanti, le stesse persone avvisano le autorità competenti qualora ci possano essere delle situazioni critiche. Dall'altra, quindi io penso che l'idea, a me in questo momento qua mi ha sempre infastidito chi in passato ha usato il grimaldello dell'insicurezza, e anche chi la usa attualmente. Perché cos'è che facciamo? Diciamo la verità. L'usare e dire la città di Treviso è insicura, quindi usare questo luogo comune, questo senso ampio,
crea dei danni anche alla città stessa, ha dei danni anche al turismo, ha dei danni anche all'attrattività, quando in realtà non è vero. Dopodiché ci possono essere delle situazioni, ecco, ci sono delle situazioni che sicuramente sono messe in passato, erano messe sotto appunto l'occhio critico anche dell'amministrazione e vanno appunto un attimo gestite. Ecco, ci sono quelle situazioni che si creano all'interno, che ne so, di Piazza Borsa per esempio, altre situazioni che così a macchia di leopardo in alcuni quartieri, però restano a mio parere delle situazioni. Abbiamo visto via Zenson per fare un esempio. Sì, esattamente, via Zenson, ma restano delle situazioni isolate che, ecco, la politica dovrebbe più che stracciarsi le vesti e dire la città è insicura di qua, insicura di là. Bisognerebbe un attimo sederci tutti al tavolo, anzi questa è una proposta che lancio alla prossima amministrazione. Sediamoci tutti, che si segga, che abbia il coraggio di chiamare anche quelle che sono le minoranze e davanti a delle situazioni di criticità, che ripeto io, secondo me isolate, che non caratterizzano tutta la città, di avere il coraggio finalmente di intervenire tutti assieme per porre fine, ecco, a queste situazioni. Allora, questa è la posizione di Azione Italia Viva Futura, lo ricordiamo, il candidato sindaco è Nicolò Rocco. Andiamo da Stefano Mandelli, Unione Popolare, che insieme al Movimento 5 Stelle sostiene invece Maurizio Mestriner. Cosa ne pensa Stefano? Ma allora, il problema della sicurezza c'è a Treviso? Certo, c'è a Treviso, c'è come in tutte le altre città d'Italia. Non credo che sia un punto cruciale di questa campagna elettorale. Non credo che Treviso sia Caracas, non credo che i problemi di sicurezza a Treviso debba essere il primo dell'ordine del giorno e tantomeno il primo dei programmi nel dibattito politico. Anzi, mi stupisco che il candidato di centrosinistra segua a ruota un tema che di solito era all'ordine del giorno delle campagne elettorali della destra. Tanto più che secondo me a Treviso, secondo Unione Popolare, la questione della sicurezza va declinata in due aspetti. Da una parte c'è la questione giovanile, dei cosiddetti ragazzi, che guarda caso si parla sempre nel contesto dei ragazzi che bighellano in centro, che in alcune zone della città creano problemi, quando bisogna ricordarsi che a Treviso c'è stato, dai tempi di Gentilini, passando per Manildo, anche gli ultimi 5 anni, una questione sull'occupazione e la richiesta degli spazi che i giovani hanno fatto a Treviso. E vorrei ricordare a tutti quanti che all'epoca Gentilini rispondeva quando i giovani e i ragazzi chiedevano degli spazi per l'autogestione, degli spazi in cui i giovani potessero fare le loro attività in maniera autogestita, con recupero anche degli spazi, e sono stati risposti che i giovani possono andare in osteria. Questo bisogna ricordarselo, perché chi, come i ragazzi e i giovani che anche in città vogliono dare vita a dei momenti e degli spazi che effettivamente possano esprimere una vera sana socialità, sono, se non marginati, quantomeno ignorati. Secondo aspetto, che a noi ci teniamo in maniera particolarmente, e che finisce dentro per noi su una questione di sicurezza, è la sicurezza dei quartieri, nei quartieri in cui emergono delle difficoltà, nel momento in cui la gente ha difficoltà a far fronte alle spese, ai bisogni essenziali. Lì è un problema di sicurezza, perché è un problema che si fa nei quartieri popolari, è un problema che guarda caso emerge in situazioni in cui ci sono delle forti difficoltà economiche, e questo per noi crediamo che voglia dire delle politiche per la sicurezza, significa delle politiche che vanno a tutelare i ceti deboli, i ceti che stanno soffrendo questi ultimi anni per la crisi economica, per il fatto degli aumenti delle utenze delle
C'è qualche problema di connessione? Non la sentiamo più? Sì. Ecco. Ok, per cui lei dice, insomma, c'è questo, semmai, all'orizzonte, questo genere di disagio sociale che può scaturire in una insicurezza e quindi magari anche spingere qualcuno a compiere azioni che magari non avrebbe compiuto se non in uno stato di necessità. Davide Acampora, che poi andiamo a Bassano a parlare sempre di sicurezza anche in quel territorio che magari è a metà strada ancora, anzi è uno step ancora più avanti rispetto a Treviso. Cosa ne pensa di questo? Io intanto sono contento che anche gli ospiti in studio insomma un po' vanno controtendenza alla situazione catastrofica che ha dipinto De Nardi in questa campagna elettorale rispetto a Treviso. Adesso non so, De Nardi mi hanno detto che vive a Treviso, io non l'ho mai visto e non l'ho mai visto partecipare alla vita politica. Lui dice che Treviso è una città, in pratica, da quello che anche ieri sera mi è sembrato di capire dalle sue parole, bisogna veramente avere paura anche di uscire la sera, e stile tra virgolette Caracas, per nulla contro Caracas naturalmente. Insomma è ovviamente una ricostruzione un po' fantasiosa di Treviso, che naturalmente io non condivido. Treviso è una città sicura, è una città, è ancora una bomboniera, è una città in cui si può vivere tranquillamente. Ci sono due tipi di problemi da distinguere. Il problema è della percezione della sicurezza, naturalmente, che quella è un'altra cosa. E quindi in una città che ci vede comunque nei dati della prefettura come la provincia e come la città più sicura, una delle città più sicure d'Italia, il tema invece della percezione è un pochino diverso. Mi viene in mente per esempio quell'episodio dell'omicidio di Fiera che c'è stato qualche mese fa. Ecco, quell'omicidio è spiacevole, è stato comunque un episodio che ha minato un po' la percezione della sicurezza, che poi non è la sicurezza della città di tutti i giorni, è un episodio isolato in un quartiere dove per 50 anni non è mai accaduto nulla e che comunque in poche ore è stato trovato responsabile, con tutte le storie che ci vanno dietro, di una comunità insomma straniera che aveva un regolamento di conti, quindi e si è chiuso il cerchio. Cioè sono piccoli episodi sporadici che, come diceva l'ospite collegato da casa, il collega, naturalmente capitano un po' dappertutto. Cosa abbiamo fatto noi in questi anni? Abbiamo incrementato la videosorveglianza nei quartieri. Attenzione, c'è un problema di connessione anche con Acampora. Vediamo se si ripristina subito. Davide, vai. Sì, abbiamo dotato la polizia locale di strumenti diciamo più efficienti per poter agire nella loro vita nella loro attività lavorativa quotidiana. Stiamo agendo nelle scuole per poter fare una sorta di educazione civica anche alle giovani generazioni. Perché vedete, la sicurezza può essere declinata in due fattori, a mio parere. La sicurezza nei quartieri, per esempio, che potrebbe essere anche sicurezza stradale o piccoli interventi. Per esempio la telecamera che viene richiesta. Io per esempio l'altro giorno ero a Fiera, mi chiedevano una telecamera vicino alla pista ciclabile nuova che da Selvana va a Fiera, nel passaggio, diciamo quello che nel sottopasso della ferrovia, dove comunque stazionano. Insomma, sono tanti piccoli interventi che noi ci siamo sempre trovati favorevoli e presenti. Io, tra virgolette, come consigliere comunale da 10 anni in prima linea, mi sono sempre occupato di queste cose. E poi c'è la sicurezza del sabato pomeriggio, quella che dicevano anche gli ospiti. E lì, naturalmente, va risolta e della quale vanno trovate le cause sociali e diciamo che prescindono un po' dal sindaco di turno, ecco, dove bisogna agire un po' con la repressione, e concludo, e un po' anche agendo sulle scuole e sulle famiglie, ecco. Quindi diciamo che Treviso rimane una città stupenda e penso che sia veramente irrispettoso nei confronti dei cittadini trevigiani dipingerla come una città disastrata, ecco, quindi voglio dire questo. Ecco, perfetto. Allora andiamo subito a Bassano, perché il collega Alex Giuliano ha intervistato il comandante dei Carabinieri e si è parlato proprio di sicurezza sul territorio. Eccolo, lo vedo. A te la linea, Alex.
Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Siamo in diretta da Bassano del Grappa in compagnia del comandante provinciale dei Carabinieri di Vicenza, alla mia sinistra il colonnello Giuseppe Moscati, in compagnia anche del presidente della sezione ANC bassanese Rosario Tucci e anche della sezione provinciale dell'Arma. Tutto questo perché? Perché oggi qui a Bassano si parla anzitutto del centenario dei Carabinieri di Bassano del Grappa, ma si parla anche di sicurezza, si parla di coraggio, si parla di quello che l'Arma rappresenta. Allora, comandante, io direi di iniziare subito proprio con una parola che possa riassumere un po' anche l'importanza di questo centenario, di questo traguardo così prestigioso. Beh, assolutamente, noi facciamo i migliori auguri all'Arma in congedo perché per noi rappresenta veramente tanto, rappresenta sostanzialmente chi ci ha preceduto con spirito di sacrificio, senso del dovere, e noi quindi raccogliamo questa tradizione e festeggiamo con grande piacere insieme a loro questo importante traguardo raggiunto qui a Bassano. Comandante, oltretutto insomma, domani a Rossano Veneto, in Villa Caffo, potremo assistere a uno degli eventi storico-suggestivi più importanti per quello che riguarda la tradizione dell'Arma, il carosello con la fanfara, con il picchetto, quindi immaginatevi anche la scena delle sciabole sguainate. Insomma, ci racconta un po' in che cosa consiste anche l'importanza di questa tradizione. Ma innanzitutto questo simboleggia ulteriormente la vicinanza dell'Arma alla propria gente. È un omaggio quindi per una manifestazione che è aperta al pubblico, quindi l'invito ovviamente è esteso a tutti i cittadini per la massima partecipazione, per assistere a quello che è una tradizione nell'Arma dei Carabinieri, ovvero il famoso carosello a cavallo del 4° reggimento, che è famoso in tutto il mondo, peraltro è una manifestazione che viene ripetuta ogni anno in occasione della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, delle celebrazioni, e quindi sostanzialmente ci saranno ben 70 binomi che appunto metteranno in scena anche la storica carica di Pastrengo, veramente uno spettacolo per tutte le famiglie. Non possiamo in conclusione non parlare di sicurezza sul territorio perché insomma, tutti noi siamo a conoscenza dei recenti fatti di cronaca. Senza entrare nello specifico, nel dettaglio, parliamo di sicurezza proprio in senso lato, come si sta intervenendo e quali sono anche le soluzioni possibili per andare a garantire un servizio, una sicurezza sempre maggiore. Ma io partirei innanzitutto dai recentissimi nuovi innesti che hanno registrato il comando provinciale, perché proprio ieri sono stati presentati 37 carabinieri che sono già in servizio nella provincia di Vicenza e che vanno a alimentare le fila del comando provinciale e nel contempo a incrementare la proiezione esterna dei servizi. Questo vuol dire che già oggi, prima dell'arrivo di questi carabinieri, in media ogni giorno l'Arma conduce circa 70 servizi esterni. Questa sarà un'ulteriore spinta per garantire, diciamo, al territorio e alla comunità la massima protezione. Noi da Bassano restituiamo la linea allo studio, se ci saranno altre novità chiaramente siamo sempre pronti a chiedere la linea. Grazie Alex, grazie ai rappresentanti dell'Arma naturalmente. Allora, intanto vi chiedo risposte più sintetiche, ospiti, così affrontiamo più temi. Tra poco avremo un collegamento da Piazza dei Signori. Intanto andiamo a vedere quello che è l'esito del sondaggio che abbiamo lanciato ieri sera, perché alla domanda avete già deciso per chi votare, che era rivolta all'elettorato di Treviso, quasi il 70% ha già deciso, c'è un 32% di indecisi e quindi sapete che in questi ultimi 5 giorni che mancano da qui al voto, poi ci sarà sabato col silenzio elettorale, bisognerà cercare di convincere anche gli indecisi. Andiamo a vedere il servizio che abbiamo realizzato ieri sull'aeroporto di Treviso, sul turismo in città, perché c'è la nuova campagna in collaborazione con Ryanair, ma sono emerse anche le prime criticità dovute a una presenza turistica che anche a Treviso si fa sempre più consistente. La vicinanza
a Venezia ci consente di studiare anche quelli che possono essere dei potenziali rischi, e con la polizia locale stiamo lavorando proprio per prevenirli. L'obiettivo è quello di governare il fenomeno di crescita dei numeri turistici e non subirlo, proprio perché vogliamo una città che cresca in modo armonico anche da questo punto di vista. Parte la seconda campagna di promozione turistica di Ryanair in collaborazione con Comune e Consorzio del Prosecco Doc, e i numeri suggeriscono già una serie di riflessioni sull'impatto del turismo in città, dove affittare casa è già difficile ora e le locazioni turistiche potrebbero aggravare il problema. Questo è un tema che va affrontato con degli strumenti urbanistici che noi ovviamente abbiamo. Al momento questo problema non si sta verificando, però certamente teniamo gli occhi aperti, perché non vogliamo che quella che oggi è un'opportunità turistica diventi poi un problema domani da un punto di vista della residenzialità. Una seconda campagna di promozione incentrata sul turismo esperienziale nel territorio del Prosecco Doc, dove però l'attuale capacità ricettiva già fatica a soddisfare le esigenze degli ospiti. Iniziamo a riscontrare che in alcune giornate abbiamo difficoltà a collocarli nel territorio, e quindi questa dovrà essere una riflessione per il futuro, perché un turismo di qualità necessita anche di strutture adeguate. Come si potrebbe procedere dal vostro punto di vista? Ma dal nostro punto di vista contiamo che il territorio e l'imprenditorialità locale sappia rispondere andando ad ampliare questa offerta. Fino a più 16% di prenotazioni su Treviso grazie alla precedente campagna di promozione, spiegano da Ryanair, in particolare dal Regno Unito, Francia, Belgio e Israele. Per l'estate 2023 la prospettiva di una nuova crescita. Oltre 2,4 milioni la nostra previsione in termini di passeggeri trasportati per Treviso per l'anno fiscale del 24, ma soprattutto 44 le rotte con oltre 310 voli settimanali da per Treviso, un network molto esteso. Festeggiamo anche 25 anni di attività in Italia, che sono 25 anni di attività a Treviso. Primo aeroporto operato da Ryanair in Italia, quindi per fine mese abbiamo dedicato una serie di eventi in città. Hub trevigiano che nei prossimi 3 anni beneficerà anche dei nuovi aerei più silenziosi e meno inquinanti. Parliamo del 40% in meno di rumorosità, ma soprattutto il 20% in meno di consumo di carburante e quindi di emissioni di CO2. Allora ripartiamo da Mandelli, risposte abbastanza rapide. Cosa ne pensa della questione aeroporto, e ha sentito il tema turismo che investe anche Treviso a questo punto? L'aeroporto di Canova non è compatibile con la qualità di vita dei residenti, e l'obiettivo di un'amministrazione comunale è tutelare la qualità di vita dei residenti. Punto. I movimenti annui attuali sono già fonte di forti disagi. Quindi mi stupisco anzi che si parla di aerei che fanno meno rumore e inquinano di meno, ma si aumenta il flusso dei turisti. Cioè, le due cose evidentemente sono in contraddizione. Cioè, parliamoci chiaro, meno rumore c'è se ci sono meno voli, al di là dei nuovi apparecchi, perché dopo le due cose vanno a bilanciarsi. Cioè, io penso, e sarò brevissimo, che l'amministrazione comunale abbia fatto dei grossi errori, perché non si è mai voluta sedere insieme ai comitati che conoscono e che vivono in prossimità dell'aeroporto di Canova, e mi auguro, e sicuramente sarà così con le elezioni di Maurizio Mestrinera sindaco, che si aprirà un dialogo, perché la principale obiettivo di un'amministrazione comunale è la tutela della qualità di vita dei propri residenti. Benissimo. In seconda battuta breve, segnalo al sindaco uscente che il problema delle residenzialità esiste già. Un problema di affitti alti in città esiste già. E mi taccio. Grazie. A Campora cosa ne pensa? Velocemente anche lei, per cortesia. Allora, il fatto che Conte non abbia mai incontrato i comitati è una notizia falsa. Li abbiamo incontrati più volte, però se la richiesta di comitati è quella di chiudere l'aeroporto, ovviamente trova le porte chiuse da parte di un'amministrazione che vuole l'evoluzione della città, lo sviluppo della città. Noi stiamo puntando veramente su un ampliamento del flusso turistico, che già vede con 310 voli quest'estate a settimana e 48 destinazioni uno sviluppo diciamo che porterà benessere, che porta sviluppo, che porta denaro nelle nostre casse. Naturalmente abbiamo anche la necessità di incrementare l'offerta diciamo delle strutture ricettive
però contrastando un po' quel far west di piccoli B&B che stanno nascendo come funghi. Quindi da una parte non dobbiamo, tra virgolette, cadere nell'errore, diciamo, di creare tanti piccoli appartamenti che magari potrebbero davvero essere affittati un po' a residenti del centro storico. Però dall'altra abbiamo la necessità di poter sviluppare per la ristorazione, per lo sviluppo, per i nostri musei, e quindi davvero il risultato tra l'altro è sotto gli occhi di tutti, perché mi capita in questi giorni di stare con i gazebi in piazza e sovente magari vado per dargli il mio volantino a qualcuno pensando che sia un residente, invece è uno straniero, e quindi mi tocca parlare in inglese o in francese. Quindi stiamo già arrivando a questo molto bene. L'aeroporto è una risorsa importante e dobbiamo continuare in questo senso, secondo noi. Grazie. Pezzato. Allora, anche ecco, da parte mia penso la linea nostra è sempre stata abbastanza chiara. Allora, c'è un aeroporto, c'è una struttura importante, un'importante infrastruttura che dà la possibilità alla città di avere degli accessi turistici che alla fin fine, ecco, è fonte di ricchezza, ecco, per la città stessa. Certo, bisogna appunto, quindi da una parte bisogna valorizzare questa infrastruttura, anche perché se dopo qualcuno mi dice guarda, togliamolo, bene, vuol dire che tu hai deciso scientemente di dire benissimo, mettiamoci una X sul turismo che in questo momento sta portando, penso, ecco, un grosso valore aggiunto alla nostra città. Dall'altra però, ecco, c'è un master plan che ha stabilito dei vincoli. Ecco, io penso che una valorizzazione dell'aeroporto e questa infrastruttura secondo i limiti che sono stati stabiliti, perché vanno a conciliare anche quelle che sono le esigenze che le abbiamo ritrovate, che sono ritrovate all'interno del master plan, penso sia una cosa fattibile. Io però, ecco, lancio anche una provocazione anche al collega Acampora. Allora, ecco, io mi auguro che la prossima amministrazione, ecco, speriamo appunto che ci sia un'amministrazione Rocco che possa appunto gestire la cosa, ma qualunque sindaco sarà, che si impegni ad attivare quanto prima tutta la gestione della viabilità che c'è attorno all'aeroporto. Vi dico, io lavoro lì vicino, vedo ogni mattina, ogni giorno, ecco, le problematiche. Francamente, se vogliamo trovare una struttura, che ci sia un bel biglietto da visita di questa infrastruttura che è l'aeroporto, francamente vedere delle persone, dei turisti coi trolley alla rotonda che entrano in aeroporto, ecco, oggi secondo me non è più ammissibile. Ecco, tra l'altro turisti significa anche servizi che dovrebbero essere forniti in città. Sappiamo che anche negozi e soprattutto bar locali della città soffrono del fatto che non riescono a trovare personale, si vedono cartelli onestamente di ricerca personale dappertutto. C'è un bar-ristorante di Piazza dei Signori, ne abbiamo già parlato, che ha adottato una soluzione estrema, chiamiamola così. Ce ne parla Anna De Roberto, che è collegata in diretta proprio dalla piazza, la vediamo seduta ai tavolini. Anna. Comodamente seduta, Lina, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. Ci stiamo facendo portare un caffè, non stiamo battendo la fiacca, ma vogliamo testare Bob, vedere come lavora. Guardatelo, ci sta portando il caffè. Benvenuto da signore e signori. Il tuo ordine è arrivato. Il cameriere è in arrivo per servirti. Buon proseguimento. Signori, buongiorno. Buongiorno. Grazie. Allora, come avete visto, non si sostituisce, vi presento Luca Martona, titolare. Buongiorno. Buongiorno Luca, non si sostituisce al personale che poi in realtà arriva e serve al tavolo, però fa il grande lavoro di andare avanti e indietro e quindi solleva il personale di determinate come dire, incombenze. Allora, intanto è stata una necessità questo robottino? All'inizio è stata una necessità, poi è venuta anche l'idea di un miglioramento del servizio, dando così la possibilità al cameriere di eliminare il lavoro, chiamiamolo di facchinaggio, e aumentare il lavoro di recettività del locale e di servizio del cliente. Quindi lei dice non va a sostituirmi una persona, ma mi permette al personale di dedicare un po' più di tempo al cliente, di non vedere questi camerieri affannati tra i locali.
Sì, per noi questo è proprio il discorso giusto. Non andrà a sostituire nessuno, andrà solo a dare una mano. Lei diceva che arrivano insomma anche 30 turisti alla volta, le guide danno loro 10 minuti ed è molto difficile da gestire questa tipologia di lavoro. Sì, in quelle circostanze passi proprio un brutto quarto d'ora perché magari ti trovano che hai un turno da 3 o 4 persone e loro quando si siedono pretendono una velocità che non riesci a dare. Quanto è costato il robottino? 20.000 euro circa. Quindi un investimento. Oggi il suo debutto entra in servizio, come lo avete strutturato e programmato? Andrà al banco bar a ritirare le bibite o in cucina le pietanze da servire, li porterà a dei punti di disbrigo all'interno del plateatico dove il cameriere, che starà sempre in mezzo ai suoi clienti, sarà facilitato nel servire i propri clienti, senza dover mai tornare dentro e caricarsi vassoi e portare indietro robe sporche. Lei comunque assumerà anche delle persone in più, no? Per quest'estate, quindi l'assunzione del personale resta. Sì, abbiamo bisogno ancora di personale. Adesso, grazie a Dio, grazie anche a tutto questo impatto mediatico che abbiamo avuto nell'ultima settimana, sono arrivati tantissimi clienti e vedremo di rispondere a tutti nei prossimi, tantissimi curriculum, scusate, e vedremo di... C'è un identikit di chi si offre per lavorare? No, hai gli identikit più disparati. Comunque adesso vedremo nei prossimi giorni di rispondere a tutti quanti. Ecco, allora l'avete visto, si chiama Bob, oggi è il suo debutto, è stata mappata praticamente l'area per potergli permettere di fermarsi e servire adeguatamente e arrivare al punto giusto. Come si fa con gli imprevisti, con i piccioni, come si fa? Il segno della croce. E come tutti i debutti è giusto anche che ci sia insomma qualcosa che può andare storto, ma siete qui oggi, locale chiuso tra l'altro proprio per testare Bob, allora in bocca al lupo. Grazie. Lina, io restituisco la linea qui da Piazza dei Signori. Grazie Anna, grazie al tuo ospite, staremo a vedere. Allora, abbiamo i tempi strettissimi e quindi stiamo in chiusura, dobbiamo ancora andare a Vicenza per gli alpini. Vi chiedo un ultimo giro per dirmi, avevo preparato altri argomenti ma non ce la facciamo. Allora, ricominciamo da Campora, voglio sapere perché i cittadini dovrebbero rivotare Mario Conte. Perché comunque noi dobbiamo concludere il nostro ciclo di al minimo 10 anni di governo. Consideriamo una cosa, che in questi 5 anni passati abbiamo avuto 2 anni e mezzo di stop, dove ci sono state tante cose che non abbiamo potuto realizzare perché abbiamo dovuto spostare dei fondi per aiutare le persone in difficoltà, per le persone che avevano difficoltà a mangiare, cioè siamo davvero a questi livelli. Quindi con gli scostamenti di bilancio che abbiamo fatto abbiamo dovuto sacrificare delle opere che adesso dobbiamo realizzare, abbiamo in cantiere. Quindi noi chiediamo veramente fiducia ai cittadini per concludere il nostro lavoro, ma anche perché comunque siamo stati un'amministrazione comunque attenta ai quartieri, attenta al centro, attenta a tante dinamiche e che insomma meritiamo la possibilità di poter veramente chiudere il nostro ciclo in maniera positiva per dare alla città quello che merita. Ecco. Benissimo, ha fatto praticamente un minuto spaccato, un minuto anche appezzato per Nicola Rocco. Allora, rapidissimamente, ecco, perché devono votare appunto Nicola Rocco? Secondo me è appunto abbastanza semplice. Da troppi anni è in onda un film, centrosinistra contro centrodestra. Spesso e volentieri si sono portate avanti delle contrapposizioni che sono meramente ideologiche, meramente solamente per bloccare cosa faceva l'altro e viceversa. Ecco, di questo sono sicuro la gente si è stancata. La gente ha bisogno oggi, di un'area centrale dove non vi siano contrapposizioni di tipo ideologico, ma dove appunto si dia la precedenza a quello che è il focus del tema, la risposta concreta, la realizzazione concreta senza nessun tipo di pregiudizio ideologico. Io sono convinto che le persone vogliono questo. E Nicola Rocco, vi dico, persona estremamente preparata, estremamente colto, estremamente attenta, rappresenta appieno questo focus, questa attenzione. Minuto perfetto, anche lei, vediamo se Stefano Mandelli fa lo stesso. Perché Maurizio Mestrinelli?
Sì, intanto la premessa è un invito ad andare a votare, perché purtroppo si è vista una forte astensione al voto anche nelle elezioni comunali. Io invito a votare Maurizio Mestriner sindaco, a votare la lista Unione Popolare, perché anche a Treviso c'è bisogno di una radicale alternativa a due poli esistenti del centrodestra e il centrosinistra. Il terzo polo fuoriesce dal centrosinistra per andare dritto nelle braccia del centrodestra, quindi non è che si possa definire alternativa. Credo che la nostra lista e il nostro programma con Maurizio Mestriner sia un programma radicale e chiaro, perché c'è la necessità che i cittadini abbiano delle risposte ai bisogni primari ed essenziali. Quindi il programma deve essere un programma radicale e chiaro, che vada a rispondere ai bisogni essenziali e primari delle persone, soprattutto di quei ceti deboli che sono in difficoltà e che vedono nella politica un totale disinteresse nei loro confronti. Siete stati tutti e tre bravissimi, grazie. Allora io ringrazio Stefano Mandelli di Unione Popolare, Davide Acampora della lista con te, Fabio Pezzato del Terzo Polo che è qui con me in studio. Ricordo anche che domenica ci sarà pure la Dunata degli Alpini, allora andiamo subito a Vicenza, da cui partiranno in 8.000 per raccogliere peraltro il testimone per la Dunata del 2024 che si svolgerà proprio nel capoluogo berico. Collegata vedo Luisa Bertini con Lino Marchiori, presidente dell'ANA Vicenza Monte Pasubio. A te Luisa. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia di Lino Marchiori, presidente ANA della sezione di Vicenza Monte Pasubio. Dunque tutto è pronto per partire per Udine. In quanti sarete qui a partire da Vicenza? Quando partite? Allora, le partenze saranno mercoledì, nella giornata di mercoledì, perché già nel giorno di giovedì a Udine sono già previste delle celebrazioni e dei momenti di ricordo. Circa saremo, secondo me, tra alpini e soci, aggregati, familiari, circa 8.000 persone che si muoveranno da Vicenza. Quindi sarà un bel esodo importante. Molti pullman, molti mezzi anche autonomi, quindi i gruppi sono organizzati così. Dal punto di vista della partecipazione, appunto, i numeri sono questi, e per quanto riguarda le giornate di Udine saranno delle giornate importanti che ci porteranno poi a una conseguenza finale per Vicenza. Poi tra l'altro qui dal Vicentino c'è stato anche un gruppo che è partito a piedi da Schiaffo. Sì, è partito un gruppo marciatori, sono anni che questo gruppo di alpini e di giovani alpini, anche quelli che fanno richiesta per fare i volontari di ferma breve, partono una settimana prima, vanno a organizzare il loro viaggio a piedi in tutte le città, i paesi, i gruppi vengono ospitati, e sono partiti proprio sabato mattina da Thiene e arriveranno a Udine nella giornata di venerdì, e in ogni loro passaggio hanno questo momento di ricordo e di memoria. Per voi domenica sarà una giornata importantissima, perché poi passa a voi il testimone per la Dunata dell'anno prossimo. Sì, il passaggio sarà la domenica sera, noi concluderemo la sfilata alla domenica sera, quindi appena dopo Udine, quindi con il vessillo della sezione io e il mio consiglio andremo a caricarci sulle spalle questa stecca, si chiama la stecca, ci verrà passata la stecca da Udine e rimarrà nel territorio vicentino, rimarrà in città di Vicenza fino al 12 maggio 2024. Ecco, io ringrazio il presidente Lino Marchiori e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie, tra l'altro ricordo che noi seguiremo in diretta integralmente la Dunata di Udine sulla nostra emittente. Vi ricordo questa sera l'appuntamento con Ring, si parlerà proprio di elezioni comunali a Treviso. Ospiti di Ferdinando Avarino saranno Luigi Susin di Fratelli d'Italia, Stefano Pelloni del PD, Roberto Grigoletto di Azione Italia Viva e Futura, Giuliano Guidotto del Movimento 5 Stelle, Carla Condurso del Popolo della Famiglia. Alle 22:20 ci sarà spazio anche per un coro degli alpini, e poi dalle 22:45 il professor Arturo Lorenzoni, che è docente, lo ricordo, di economia dell'energia, e ci aggiornerà su questo tema. Ringrazio come sempre Alessandro Granziera e Francesca Pezzo in regia. Adesso andiamo a vedere le previsioni del tempo, un po' di pubblicità, poi torniamo in studio con lo speciale A3 dedicato agli specialisti dell'ULSS 2. Parleremo di un tema molto importante che è come affrontare la depressione post parto. A tra poco.
La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al Meteo. Settimana molto dinamica sul nostro territorio per l'arrivo in rapida successione di diversi impulsi instabili. Martedì 9 maggio tempo buono, poi peggiorerà. Vediamo nel dettaglio la situazione. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato con qualche locale annuvolamento. Verso tardo pomeriggio e sera cielo via via più coperto con prime piogge sui monti, in estensione poi anche al resto della regione nella notte. Temperature in lieve calo, minime tra 13 e 16 gradi, massime tra i 18 e i 22 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole con cielo poco nuvoloso, più grigio in serata e nella notte precipitazioni gradualmente più diffuse. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, massime sui 21-22 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove il contesto sarà alquanto variabile, con maggiori tratti soleggiati al mattino e con rovesci invece nel pomeriggio. Temperature minime intorno ai 12-14 gradi, massime sui 20-21 gradi all'incirca. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006.